Esame di Coppa Italia per Enna e Don Carlo Misilmeri in quello che è uno dei big match del secondo turno gara di andata, che si gioca in uno stadio generale Gaeta colorato a festa, tanti presenti da una parte e dall'altra, ma soprattutto due grandi squadre una di fronte all'altra che provano a darsi spettacolo, ma l'inizio, come stiamo per vedere dalle nostre immagini, è tutto di marca giallo-verde, con un protagonista su tutti, ovvero sia Amaya. Qui l'azione, la prima della partita, avviata da Cocimano, proseguita da Peppe Prestia che salta Costantino, mette in mezzo il pallone, in tuffo Cocimano, impegna Zummo, ma è questo l'antipasto del gol dell'Enna, perché intanto qui c'è un'altra palla gol creata con la palla che arriva ad Amaya, la sforbiciata dell'attaccante argentino con la palla che finisce fuori. Un po' in difficoltà la retroguardia della Don Carlo nei primi minuti, e allora occhio alla magia da parte di Salvatore Cocimano, il tentativo iniziale, la parata di Zummo e poi Amaya per il gol dell'1-0 che sblocca la gara del Gaeta, tapin vincente dell'argentino. Qui altra brutta palla persa dalla Don Carlo Misilmeri, ancora Amaya di testa, batte Zummo imparabilmente 2-0. Inizio da incubo per la squadra guidata da mister Salvatore Utro, che ha mandato in campo una squadra con tante novità rispetto alle prime uscite stagionali, e qui ancora è costretta a subire l'iniziativa dell'Enna. Calcio di punizione del misilmerese, tocca Ivan Lavardera, palla che spiove pericolosamente in aria, non riesce ad arrivare nessuno, in ultima istanza neanche Rallo riesce a toccare sul secondo palo, poi si scuote la Don Carlo Misilmeri sull'asse Iraci Fricano. Qui la palla che arriva per il cross col destro di Mendola, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta, ma è la prima di tante occasioni create alla Don Carlo Misilmeri nel finale di primo tempo. Qui Mendola ancora col destro, questa volta al tiro ribattuto da un difensore, arriva Iraci con l'inseguimento del pallone, la chiusura in rinvio dal fondo, l'ultimo tocco è dell'ex giocatore del Canicattì. Qui ancora Lonigro a impostare il tocco largo sulla sinistra per Lucera, che prova a puntare il suo avversario, mette al centro il pallone, la palla arriva comoda tra le braccia dell'estremo difensore dell'Enna, che sarà protagonista nel corso della gara, ma intanto una delle ultime azioni del primo tempo ancora sull'asse Iraci Fricano, la palla che arriva a Costantino in zingarata in proiezione offensiva, buona, però è la respinta del portiere in quella che è l'ultima palla gol del primo tempo, con il miracolo messo a segno dall'estremo difensore Saitta, e si arriva al secondo tempo con la Don Carlo che insiste. Iraci imbecca ancora Fricano, la palla che viene messa al centro sul primo palo, prova ad arrivare in qualche modo Matera, viene anticipato in calcio d'angolo. A breve anche qualche cambio per mister Utro, che cercherà di alzare il peso offensivo della sua squadra. Intanto Iraci con la palla splendida messa al centro sul secondo palo, non arriva Matera, ma era comunque tutto fermo per fuorigioco del centravanti, che oggi è sostituito dal primo minuto Pietro Balistreri. Ma qui intanto attenzione ancora al destro di Cocimano, e palla che esce di pochissimo alla sinistra di Zummo. Cocimano dominatore quasi assoluto della partita, prova a salire in cattedra dall'altra parte Alessio Lonigro con la combinazione centrale con Lucera, il dribbling secco e la conclusione dopo aver evitato Fazio, ma è bravo Saitta a dire di no. Ancora Don Carlo che gioca molto meglio dei suoi avversari nel secondo tempo. Romano, altro innesto dalla panchina sempre per Lucera, che si porta sul sinistro, mette al centro il pallone, Ben Iraci non impatta bene di testa, la palla si perde sopra la traversa, poteva essere una grande chance per accorciare le distanze. Dall'altra parte in campo Arcidiacono Augudiac, la palla arriva proprio all'argentino che di testa colpisce la traversa, torna a farsi sentire l'Enna in fase offensiva in quelli che saranno solo tentativi in ripartenza. Dall'altra parte attacca in massa la Don Carlo, altra palla messa al centro, Balistreri viene anticipato da Saitta, la palla arriva sul destro di Iraci, il quale non inquadra la porta, in posizione di precario equilibrio. Dall'altra parte però è clamorosa la palla gol creata per il tiro di sinistro di Biccio Arcidiacono, che colpisce la traversa, l'azione però non finisce, tentativo di Agudiac respinto da Zummo, rischia di finire in fondo al baratro la Don Carlo Misilmeri, che però resiste. Qui altro tentativo con la palla rimessa al centro, in un primo momento libera la difesa dell'Enna, per la palla finisce sul sinistro di Alessio Lonigro, il tiro è preciso, finisce sul palo però forse con la deviazione decisiva di Saitta, e palla che si perde sul fondo. Calcio d'angolo, qui serie di trattenute, direttore di gara fischia contro Simone Giuliano, che viene ammonito, e solo dopo qualche secondo il direttore di gara si ricorda che quella era la seconda ammonizione, rosso per il difensore ex Marina di Ragusa, che protesta, trattenute reciproche, forse un po' eccessiva
la seconda ammonizione, protesta in massa la Don Carlo Misilmeri, che però non smette di giocare e qui crea una grande palla gol. Calcio di punizione per il piede sinistro di Pierino Concialdi, vola Saitta a togliere la palla dalle ragnatele, a togliere la palla dall'incrocio poco più avanti, e qui le nostre immagini si avvicinano al campo. Doppia protesta per un presunto doppio fallo di mano, forse più evidente quello sulla conclusione di Cerniglia da parte di Zappalà. L'arbitro non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Dall'altra parte l'ultimo tentativo è per Biccio Arcidiacono, che si porta la palla sul destro, cerca di piazzarla, non ci riesce, ed è questa l'ultima occasione della partita. Finisce 2-0 per l'Enna sul proprio campo. Al ritorno al 12 ottobre vedremo chi si qualificherà per il prossimo turno di Coppa Italia. Alla prossima!